la gara il Breganze con il punteggio di 7-6. La formazione vicentina nella conferma dell'allenatore Mir, poi confermati sono Mattia Cocco, Sgaria, Dal Santo, mentre dal centro giovani, come detto, è arrivato Muglia, dal Follonica Lucas Martinez e poi gli spagnoli Texido, arrivato dal Voltregà, e Mitians, arrivato dal Vendrell. Questa è una formazione sicuramente valida, importante, quindi per il centro giovani calciatori non sarà affatto una partita facile. Ecco le squadre che entrano in pista. Per ora c'è la formazione del Breganze in maglia rosso-blu. Il centro giovani calciatori entra in questo istante con la sua casacca bianconera, schierato al centro della pista. Una partita, intanto coinvolgiamo il collega Giulio Arnolieri della Nazione, che salutiamo. Una partita, ho detto nell'introduzione Giulio, delicata sia per il centro che per il Breganze, reduci entrambi da una sconfitta, ma il centro deve risalire la classifica, quindi ovviamente ha bisogno di punti. Sì, hanno tutte e due bisogno di punti, perché tutte e due sono reduci da sconfitte che magari non erano facilmente pronosticabili. Sicuramente quella del Viareggio a Vercelli, ma anche che il Breganze perdesse in casa con il Follonica non era poi così facile da prevedere, quindi è chiaro che sono due squadre alla ricerca di punti ancora più che di gioco o di altro, e anche perché poi in un campionato come quello di quest'anno, con la Coppa Italia che si sta avvicinando sempre di più, è chiaro che fare punti è fondamentale. È vero che la classifica è corta, per cui due vittorie possono cambiare parecchio, però è altrettanto vero che due sconfitte, e quindi se una delle due dovesse perdere stasera sarebbero due sconfitte consecutive, sarebbero indubbiamente pesanti. È chiaro che all'inizio del campionato nessuno si sarebbe aspettato una posizione tale di classifica del centro giovani, addirittura a rischio per trovare la posizione nella Coppa Italia. Noi chiaramente non ci vogliamo neanche pensare che il centro giovani non disputi questa manifestazione. Ma io parlavo proprio prima con un tifoso, no? Io sarei curioso di vedere se il Viareggio si classificasse, entrasse in Coppa Italia. Io sono convinto che farebbe una bella Coppa Italia. È chiaro che bisogna arrivarci, e c'è da fare, a questo punto c'è da fare punti anche con squadre che insomma stanno attraversando un ottimo periodo, come ora non tanto il Breganze stasera, ma la prossima partita dopo la Coppa con il Valdagno, poi c'è la trasferta di Follonica. Non è un calendario facile, però insomma il Viareggio non è una squadra che deve farsi condizionare da questo, cioè il Viareggio è una squadra che può vincere su qualunque pista e deve dimostrare il suo valore. È chiaro che la fortuna non ha baciato la formazione bianconera, anche se chiaramente qualche responsabilità c'è obiettivamente, dal punto di vista anche obiettivo lo è stato anche chi è dentro la stessa società bianconera. Però è chiaramente, come ho detto in altre circostanze, tutti devono remare per il solito verso se vogliono riuscire, così che si superi questo momento. Ma senz'altro, anche perché non serve a nulla remare in direzione contraria, e quindi è chiaro che bisogna, cioè, ci sono momenti in cui oggettivamente, al di là del discorso gioco, al di là di tutto, certe volte una squadra gioca male e tutte le volte che tira in porta segna, certe volte una squadra gioca bene, come per esempio è successo nel primo tempo di Vercelli, e poi non riesce a finalizzare, o comunque raccoglie meno di quello che ha seminato. Speriamo che, diciamo, tutti questi errori, parate eccetera che ci sono state fino a ora a sfavore del Viareggio adesso cominciano a girare. Anche a Vercelli, pur perdendo il centro nel primo tempo, poteva sicuramente realizzare gol, e allora adesso si commentava sicuramente tutta un'altra partita. Ma è certo che del senno di poi, no? Diceva il Manzoni, sono piene le fosse, però il Viareggio nel primo tempo, se avesse chiuso con un paio di gol di vantaggio, penso non avrebbe rubato nulla, anche se il Vercelli ha fatto un'ottima partita, perché l'avevamo già visto a Viareggio in precampionato, è una squadra molto ben organizzata, consapevole dei suoi mezzi. Silva si sta dimostrando come è stato un grandissimo giocatore e anche un grande allenatore fin dall'inizio della sua carriera, e quindi è stato in grado subito di sfruttare
le debolezze del Viareggio, però io onestamente nel primo tempo il migliore in pista è stato di gran lunga il portiere del Vercelli. E poi chiaramente i portieri avversari si esaltano sempre quando trovano il centro giovani calciatori di queste maglie bianconere, quindi bisogna mettere nel computo delle partite anche tutto questo. Ma senz'altro, poi insomma Veluto non è il primo arrivato, insomma un portiere come lui, di cui mi aveva parlato già prima della partita molto bene Alessandro Cupisti. Insomma Alessandro Cupisti di portieri un pochino se ne intende, e lui addirittura lo voleva portare quando allenava al Sarzana, c'era stata la possibilità di portarlo qui, poi le esigenze di bilancio del Sarzana non le avevano portato e poi lui è arrivato quest'anno, però è un portiere di grande qualità e lo si è visto. Tutto sembra essere pronto, le due squadre si radunano come sempre facendo capannello. C'è anche un gruppuscolo di tifosi del Breganze arrivati qua al Pala Barsacchi, sono sistemati nella tribunetta che viene inquadrata adesso dal nostro operatore Vincenzo Calvanese lato mare, mentre nella solita postazione il gruppo autonomo del Centro Giovani Calciatori, il tifo caldo, quello che sentite in sottofondo, cerca già di portare quel calore e quella carica agonistica che ci vuole per una partita importante e delicata sotto tutti i punti di vista, proprio come quella che sta per prendere il via tra il Centro Giovani Calciatori ed il Breganze. I quintetti in pista, il Centro Giovani Calciatori è con il suo capitano Nicola Palagi, con Montigel, con Ray Ventura, con Gepi Selva e con il portierone Leonardo Barozzi. Il Breganze si schiera con Sgaria, nella battuta subito Samuele Muglia che parte nel quintetto iniziale, poi c'è il numero 29 Mattia Cocco, l'altro con il numero 21 Texido, quindi altro giocatore importante di questa, e c'è il numero 14 Mitjans. Viene subito fischiata una punizione a favore del Centro Giovani dall'arbitro Galoppi, che ricordo insieme ad Uggeri e con gli altri due al tavolo dei cronometristi Capparelli e Rotelli sono i 4 direttori di gara di questa partita. Va a terra subito Nando Montigel con una chioma bianca dorata. Montigel che già lo aveva a Vercelli la scorsa settimana. C'è subito il primo fallo di squadra per il Breganze. Tocca e tira Ventura, ribatte Cocco, la pallina è ancora in possesso del Centro Giovani. Ventura cerca di mettere in mezzo una pallina che sibila e sfiora il palo della porta di Bruno Sgaria. Ancora Ventura, toccato da Gerard Abat Texido, e c'è il blu subito per il giocatore avversario. Blu a Texido quando siamo al 24-13, quindi va Gepi Selva alla battuta per questa punizione. Siamo al 24-13, occasione per il centro per sbloccare il risultato. Gepi Selva contro Sgaria, vediamo che Gepi prova e c'è il gol di Gepi Selva per l'1-0 del Centro Giovani Calciatori, ed è gol per l'1-0 che sblocca il risultato. Una punizione toccata, intercettata dalla racchetta del portiere Sgaria, ma nulla ha potuto l'estremo difensore
del Breganze, una punizione lenta con la pallina che è andata alle spalle del portiere che aveva intuito ma non ha potuto far nulla per evitare il gol. Eh sì, è stata la bravura di Selva è stata quella proprio di riuscire ad aggirare il portiere. Sgaria ha controllato, intanto parata di casco di Barozzi, riparte il Viareggio e poi la pallina ormai con Sgaria a terra è entrata piano piano in porta. Ottima occasione subito del Breganze nel capovolgimento di fronte con Barozzi che ha parato con il casco, c'è Muglia, quindi la formazione del Breganze ha subito risposto con questa puntata offensiva. Il tiro era di Mitjans ma è stato bravissimo Leonardo Barozzi con il casco a respingere il tiro davvero potente. Ora c'è un blocco fischiato e quindi sono un fallo di squadra ciascuno tra il Centro Giovani ed il Breganze, che è sotto a Viareggio per un gol realizzato da Gepi Selva su punizione per il fallo subito. Parte ancora, attenzione, c'è la pallina toccata da Barozzi, in avanti Cocco, va dietro la porta bianconera. Intanto sentite l'incitamento da parte dei tifosi del Centro Giovani Calciatori, davvero molto caldi, si fanno sentire e la squadra sta recependo questo calore, questo trasporto che arriva dalle tribune. Ora c'è Montigel che tocca Muglia, che scivola, viene ammonito Samuele Muglia per una simulazione. 22 minuti e 17 secondi a concludere il primo tempo, il Centro Giovani Calciatori in vantaggio per 1-0 qua al Palabarsacchi contro il Breganze dell'ex Samuele Muglia, che subito ha qualcosa da ridire anche con l'altro arbitro che è Enrico Uggeri di Lodi. L'altro collega è Matteo Galoppi di Follonica. Ventura per Nicola Palagi, il capitano bianconero. Pallina indietro per Gepi Selva, la recupera, viene incontro Palagi, gira su se stesso, disturbato da due giocatori, perde la pallina, il tiro, la parata, la respinta del portiere Leonardo Barozzi, che già in due occasioni dice di no al Breganze. Ancora Barozzi bravo nel respingere le puntate offensive dei vicentini. Palagi lascia la pallina a Gepi Selva, l'autore del gol dell'1-0 per il Centro Giovani Calciatori. Montigel, Gepi Selva, mantiene il possesso della pallina la squadra di Francesco Dolce, il tiro da lontano da parte di Ventura, la respinta del portiere Bruno Sgaria. Intanto un saluto a tutti gli amici di Lega Hockey collegati in streaming in diretta con noi qua dal Palabarsacchi. Alle riprese Vincenzo Calvanese, nella regia centrale di Noi TV Versilia Matteo Bertuccelli e Matteo Bedini a coordinare il tutto. Parte il centro con Montigel, che poi attende l'arrivo del Capitan Palagi, che si porta dentro l'area. Nel momento del tiro gli viene soffiata la pallina da un giocatore vicentino. 5 minuti sono trascorsi dal via della partita, con il Centro Giovani in vantaggio 1-0 sul Breganze, che ora tenta chiaramente di poter recuperare questo svantaggio. La pallina intercettata da Gepi Selva al centro della sua area, scambiata con Ventura, cerca di mandarla in avanti ma Mattia Cocco ci mette una pezza nella deviazione. È ancora il centro che fa la partita con Capitan Palagi al tiro centrale, Sgaria para.
Montigelli, momento favorevole ai bianconeri che cercano di orchestrare, di togliere l'iniziativa al Breganze. In avanti Geppi Selva, arriva incontro a lui Ventura, si sovrappone nella corsa Capitan Palagi, stop al tiro, va alla conclusione Ventura da lontano, Sibila vicino alla porta del portiere Sgaria, questa pallina quasi da mezzo pista, il tiro da fuori, Muglia che va a terra e c'è rigore per il Breganze. Montigelli ha messo giù Muglia. Siamo al 19:26. Il rigore per il Breganze. Va sulla pallina Mitians contro Barozzi. Il portiere tira ed è gol per il Breganze. Mitians pareggia. Ed è 1-1. Incrocio dei pali. Giulio Arnolieri, un rigore impeccabile nell'incrocio dei pali di Mitians. Sì, una fucilata imprendibile, grande realizzazione. Sappiamo che non è facile battere i rigori nell'hockey, Mitians l'ha battuto molto bene. Un centro comunque che sta facendo la partita, però alla prima occasione questo fallo di Montigelli su Muglia ha portato al pareggio gli ospiti. Si stava liberando bene, intanto un fallo su Montigelli stesso, si stava liberando Muglia e c'è stato intanto un altro richiamo ufficiale a Cocco dopo Muglia, e si stava liberando bene in area, è finita a terra e da lì il pareggio, diciamo. 3 falli di squadra per il Breganze, 1 per il centro giovani calciatori, 1-1 è il risultato. 1-1 è il risultato qua al Palabarsacchi tra centro giovani calciatori e Breganze. In pratica 2 tiri piazzati, una punizione di prima per il centro, un rigore per il Breganze, hanno determinato i 2 gol fino a questo momento della partita. Ventura per Geppi Selva, tocca per Montigelli, viene messo a terra, però l'arbitro assegna la punizione al Breganze. Mattia Cocco viene in avanti, ammonito insieme a Muglia. Breganze che scambia con Mitians, è stato Martinez che intanto è entrato in pista per la squadra di Garcia Mir. Ancora il Breganze che manovra, bel recupero di Nando Montigelli proprio su Martinez, ad un passo dal portiere Barozzi, dentro Gavioli e fuori Montigelli. Dolce vuole subito ritrovare il gol e quindi ha messo dentro un attaccante togliendo un difensore. Ventura ha fintato il tiro, è uscito il portiere Sgaria, centro con la determinazione di Gavioli che mette in mezzo una pallina all'area, c'è andato Palagi, gli si è impennata però con grande caparbietà il capitano bianconero, mantiene il possesso della pallina, la dà indietro a Geppi Selva, si alza la sfera, gli arbitri consentono al Breganze di ripartire dalla sua area. Apertura laterale per Martinez da parte di Mitians, l'autore del gol su rigore del pareggio del Breganze.
gira Texidò dietro la porta di Barozzi, poi ancora Mitians. Ora il Breganze che ha preso il possesso della pallina e cerca di tenersela, togliendo al centro giovani quell'iniziativa che aveva avuto fino, direi, a metà del primo tempo. Ancora Barozzi che ci mette una pezza, provvidenziale in due circostanze il portierone del centro. Parte Gavioli, cerca di mettere in mezzo una pallina che però è troppo lunga per Nicola Palagi. Riparte il Breganze che mantiene l'iniziativa, il possesso della pallina. È stato fermato Mitians proprio da Gavioli che apre lateralmente su Ventura. Gavioli lascia a Geppi Selva, Palagi su se stesso era partito, poi c'è Gavioli che va alla conclusione con la mano aperta, il portiere Bruno Sgaria allontana il pericolo, accelera Geppi Selva messo in mezzo, però hanno capito tutti i giocatori del Breganze che hanno recuperato subito la pallina con Martinez, e anche il gruppuscolo dei supporters vicentini si fanno sentire con i loro tamburi scandendo il ritmo, e c'è il gol di Cocco del vantaggio del Breganze, un rasoterra angolato porta in vantaggio il Breganze. Cocco quando siamo al 15:33, quindi Cocco con un tiro a fil di palo ha portato il Breganze in vantaggio. Una conclusione Giulio Arnolieri che ha sorpreso Leonardo a fil di palo, probabilmente non si aspettava questo tiro di Cocco. Sì, proprio l'ha preso mentre si stava spostando verso il centro della porta, probabilmente aspettava un passaggio, invece Cocco ha visto proprio il movimento e l'ha preso in controtempo, penso. Un Breganze che rispetto a 100 giovani calciatori che aveva fatto la partita fino ad un certo punto di questo primo tempo, dopo che ha pareggiato su rigore ha preso fiducia e quindi da prima del segnare con Cocco il vantaggio aveva un po' preso l'iniziativa. Ma sai, anche il Breganze, come molte squadre quest'anno, ha parecchi possibili risolutori, no? Cocco, lo stesso Martinez che prima aveva fatto un paio di belle cose, Texidò, Mitians, Muglia. È chiaro che sono squadre di una certa ambizione e quindi hanno molti giocatori potenzialmente in grado di risolvere. 2-1 quindi il punteggio a favore del Breganze quando mancano 15 minuti e 31 secondi dalla conclusione di questo primo tempo. Qua al Palabarzacchi 3 falli di squadra per il Breganze, 2 per il Centro Giovani. Il pubblico incita la squadra di Areggina per quello che sta facendo vedere in pista. Anche in questo caso c'è stata questa conclusione di Mattia Cocco che ha sorpreso il portiere Barozzi a fil di palo. C'è l'arbitro Uggeri che si spiega con Montigel e con Ventura, c'è anche un giocatore del Breganze, Texidò. Intanto Muglia è uscito in questa fase della partita quando mancano 15 minuti al termine del primo tempo. Breganze che adesso preme un po', questa conclusione è respinta da Barozzi. C'è Ventura, portiere Sgaria, in qualche modo riesce a respingere il tiro del giocatore bianconero ed è il Breganze ora che riparte con Mattia Cocco, l'autore del gol del vantaggio.
E attenzione perché Cocco stava per creare un altro pericolo a Barozzi, si era beccato con Montigelli, che deve stare attento a non cadere magari nella provocazione del giocatore avversario, rischiando magari una penalizzazione. Gavioli non riesce a concludere, dà poi a Montigelli, il cui tiro da lontano crea dei pericoli. Ora c'è un'ammonizione per l'allenatore del centro giovani Francesco Dolce, ammonito anche Francesco Dolce dall'arbitro Galoppi, probabilmente ha sentito qualche frase che non gli è piaciuta. Montigelli, Gavioli mette una pallina in mezzo all'area, allontanata e recuperata dai giocatori in maglia rosso-blu. Poi mantiene il possesso della pallina il Breganze, che ora gira la sfera. Sono ora loro gli ospiti veneti che hanno preso l'iniziativa dopo il gol su rigore di Mitians, poi sono passati in vantaggio con Mattia Cocco. 13 minuti ancora da giocare nel primo tempo. 2-1 il punteggio del Breganze sul centro giovani calciatori, che aveva sbloccato il risultato con Geppi Selva su punizione. Geppi Selva che ora è fuori ma è pronto a rientrare sicuramente in pista. Palagi per ora è l'unico che è rimasto fino dall'inizio della partita in pista. Gavioli attaccato da dietro da Mitians, da a Montigelli, prova da lontano, c'è ora un time out, esce Montigelli ed entra Geppi Selva, c'è un time out, quindi ne approfitta di questa pausa il centro giovani calciatori ed anche il Breganze di questa pausa per riorganizzare un attimo le idee. Ora c'è dentro Geppi Selva, fuori Montigelli, squadra a trazione anteriore per trovare il gol del pareggio quantomeno. Sì, anche se a dire la verità il Viareggio a livello offensivo mi era piaciuto forse di più nei primi minuti, ma insomma non è quello il problema, cioè l'importante è riuscire a mettere pressione al Breganze, un Breganze che però lo abbiamo visto ha giocatori insidiosi in contropiede, e quindi insomma si sapeva che non era una partita facile questa, al di là del fatto di giocare in casa o fuori, e chiaramente il fatto di essere sotto non è nemmeno una cosa che agevola il compito, no? Quindi importante, visto che mancano ancora 12 minuti e più tutto il secondo tempo, è non buttarsi scriteriatamente in avanti per quanto riguarda il Viareggio, perché la partita è ampiamente recuperabile. Vediamo che il gioco riprende nell'angolo dell'area del Breganze con il numero 21 Texidò, c'è Gavioli accanto a lui, intanto in pista anche Dal Santo per la formazione di Garcia Mir. 12 minuti e 11 secondi alla conclusione del primo tempo, è 2-1 il punteggio per il Breganze sul centro giovani calciatori. È rientrato in pista anche Montigelli insieme con Garzia, Gavioli e Capitan Palagi, con il portiere Barozzi
compongono il quintetto del centro giovani calciatori invece il Breganze in questa fase con il portiere Sgaria, poi c'è il capitano Cocco, il numero 21 Texido, c'è questo 53 Dal Santo, entrato da pochi minuti dentro, poi Martinez, è lui che manovra, va a terra Montigel, un contatto con Cocco, i due si marcano quasi a uomo quando si trovano nella loro traiettoria, quarto fallo di squadra per il Breganze. Montigel scambia con Gepi Selva, Palagi tira da lontano il giocatore del centro giovani, Montigel ci prova per poter impensierire il portiere Sgaria. Montigel c'ha davanti a lui Dal Santo, ci prova Gepi Selva ma con la mano aperta, il portiere Bruno Sgaria ha allontanato il pericolo, riparte Gavioli dalla sua area, spinto leggermente da Texido per sbilanciarne la corsa. Gavioli dietro la porta di Sgaria, costretto a dare a Gepi Selva che pur contrastato era riuscito a venire in avanti. È intervenuto l'arbitro Uggeri di Lodi che comanda la punizione per il centro giovani, è andato sulla pallina il capitano Nicola Palagi, dietro di lui c'è Montigel, Gepi Selva accanto, probabilmente viene toccata la pallina da Gepi Selva a Montigel che però si allontana, ora invece è il capitano Palagi che ha perso la pallina, ha favorito l'avanzamento da parte del numero 27 Martinez nel contrasto con Montigel, è andato giù, provvidenziale il recupero da parte di Montigel su questa pallina portata in avanti dal giocatore del Breganze, ex Follonica. I due si spiegano, c'è anche il capitano Nicola Palagi, si riparte con un ingaggio ai lati dell'area di difesa del centro, pallina per il Breganze, siamo 9 minuti e 40 secondi alla conclusione del primo tempo. Ancora Breganze in vantaggio 2-1, ma il centro giovani cerca ovviamente di potersi difendere in questa circostanza, ma anche di trovare puntate offensive. Va al lato la conclusione di Martinez, riparte ancora una volta la formazione bianconera con Gavioli, Palagi, Gavioli, Gepi Selva, Montigel fa tutto da solo, non era riuscito a mettere la pallina in mezzo all'area. Gavioli, spinto dal dietro, riesce a dare a Gepi Selva che, fermato da Sgaria, il portiere, proprio quando stava per tirare. Breganze fa movimento la squadra bianconera, viene davanti in contropiede con Gavioli che però va al tiro debole centrale sul portiere, e questa è un'altra occasione in una ripartenza non sfruttata adeguatamente da parte del centro. In fase difensiva un grande Nicola Palagi come sempre, recupera la pallina su Martinez, Palagi che viene ancora in avanti, il cuore bianconero del capitano
fa la differenza in questo frangente della partita. 8 minuti a concludere il primo tempo, con il centro che dal punto di vista della generosità, dell'impegno, sta dando davvero tutto, ma non è riuscito ancora a ritrovare il gol per pareggiare la gara. 7 minuti dal termine di questo primo tempo, il vantaggio era stato di JP Selva su punizione dopo nemmeno 1 minuto e 13 secondi. Poi c'è stato il rigore trasformato da Micians e poi Cocco che ha realizzato il gol del momentaneo 2-1 per la formazione vicentina. Sbaglia la mira il numero 14 Micians. Dal Santo mantiene il recupero della pallina, la manovra la dà a Micians. C'è ora l'uscita di Texido, sta variando i suoi giocatori, è entrato in pista Guido Sgaria, ha fintato la conclusione Martinez, però sono sempre gli ospiti in maglia rosso-blu a manovrare. 6 minuti a concludere il primo tempo con questa pallina pericolosa in diagonale che ha lambito il palo della porta difesa da Leonardo Barozzi. 4 falli di squadra per il Breganze, 2 per il CGC Viareggio. La conclusione, il gol di Montigel per il 2-2. Conclusione davvero potente del giocatore bianconero, con il portiere Sgaria sicuramente con la visuale ostruita, e Montigel da fuori ha realizzato il gol del 2-2. È andata bene questa volta al giocatore del CGC Giulio Arnoldelli, che ci aveva già provato in altre circostanze a tirare da fuori. Questa volta ha fatto centro, davvero un bel gol di Montigel. Sì, è un gol molto importante perché il Viareggio non stava giocando bene, il Breganze pressava molto e teneva palla, quindi è un gol importante perché può essere, speriamo, di aiuto a sbloccare la squadra che aveva iniziato bene e poi si era un po' persa. Queste conclusioni da fuori fanno sempre la differenza e anche stasera lo ha dimostrato. Ma insomma nell'hockey ci vuole tutto, no? Ci vuole, intanto entra Rosi mi pare, sì, e anche, no, Rosi e basta. Dicevo, ci vogliono i tiri piazzati, ci vuole far gol in tutti i modi, perché nell'hockey moderno è chiaro che tutto è importante, no? Abbiamo visto l'importanza dei tiri piazzati, ma è chiaro che avere tiratori dalla distanza serve anche a tenere sotto pressione la difesa avversaria. Ed ora è 2-2 a 5 minuti e 57 secondi dalla conclusione del primo tempo qua al Palabarsacchi. Ci voleva chiaramente questo gol per poter rifiatare un attimo anche dal punto di vista psicologico, e quindi con questa conclusione da fuori di Nando Montigel il centro giovani si è riportato in parità in questo incontro. Il Breganze è salito al quinto fallo di squadra, 5 sono per il Breganze, 2 per il CGC. Guido Sgaria in avanti per Dal Santo, il tiro da fuori, la grande parata, la grande deviazione di Leonardo Barozzi su missile di Micians. Ha detto di no a 5 minuti il portierone, para su Micians Barozzi, e questo è stato sicuramente una bella parata da parte del portierone bianconero. Adesso il centro con Ventura, ha indirizzato una pallina debole verso la porta di Sgaria. Breganze che riparte, non riesce, questo affondo
di Martinez. Liam Rosi, come detto da Giulio Arnoglieri prima, è in pista, giovane che è arrivato dall'SPV Viareggio, quindi aveva avuto poco minutaggio fino a questo momento del campionato, ma è un giovane sul quale il centro giovani, come sullo stesso Gavioli, ha puntato, e quindi è giusto anche che l'allenatore Francesco Dolce lo utilizzi in pista, facendogli prendere la confidenza sul campionato di Serie 1. Recupera una bella pallina Montigel, che aveva fintato prima il passaggio a Gavioli, poi ha visto probabilmente il portiere Sgaria un pochino avanti, ha tentato la conclusione e il Breganze in qualche modo è riuscito a salvarsi. 2-2 il punteggio a 3 minuti dalla conclusione del primo tempo. Perde la pallina il Breganze con Mitians, poi recupera Dal Santo ma non riesce ad arrivare prima sulla sfera, quindi adesso ci è un altro time out, Giulio, per rifiatare un attimino da una parte e dall'altra. Un centro ora rinfrancato, come avevi anticipato te, anche è stato un gol che dal punto di vista psicologico ha un po' tranquillizzato la squadra bianconera. Ma questo può significare che parte dei problemi del Viareggio sono proprio più di testa che di gambe, nel senso che la squadra, una volta segnato il 2-2, è apparsa proprio, almeno in parte, trasformata, nel senso che non ha più concesso l'iniziativa che aveva avuto il Breganze precedentemente, cioè al Breganze non ha più concesso quell'iniziativa lì, quindi è chiaro che ci vuole qualche cosa anche a livello di sblocco mentale a questa squadra, che indubbiamente, al di là di quelli che possono essere gli errori, ha raccolto anche meno di quanto meritava fino ad ora, dico in generale, non solo nella partita di stasera. I 5 falli di squadra per il Breganze possono alla lunga anche pesare, 2 soli per il centro, quindi la dice lunga anche sui falli, no, che hanno commesso i giocatori vicentini. Ma sì, è chiaro che poi falli di squadra abbiamo visto certe volte partire una squadra e poi dopo andare prima a subire il tiro diretto l'altra, però insomma per il momento sì, ma giocano in maniera abbastanza fisica il Breganze, quindi non mi sorprende. Una partita che si gioca anche sull'equilibrio dal punto di vista anche dei tiri diretti, e quindi chiaramente può anche fare la differenza questo fattore. Intanto Ray Ventura viene in avanti, scambia con Nando Montigel, che insieme a Gepi Selva sono gli autori dei 2 gol viareggini, Mitians e Cocco. Le reti per il Breganze. Intanto Liam Rosi era arrivato a tu per tu di Sgaria, che gli ha chiuso lo specchio della porta proprio nell'angolino basso. Sono gli ospiti ancora una volta che vanno alla conclusione con Mitians, e Leonardo Barozzi c'è e lo ha fatto vedere alla grande anche in questo frangente, respingendo un tiro davvero forte in diagonale, pallina che è andata dietro le panchine. Montigel prende subito la pallina, chiama a venirgli incontro Gavioli, poi tocca indietro a Liam Rosi. Ray Ventura, Montigel probabilmente cerca lo spazio per poter far partire un tiro, va in profondità, va invece alla conclusione Nando, respinta da parte di Mattia Cocco la sfera. Liam Rosi dietro la porta di Sgaria, va a terra ma riesce a dare lo stesso la pallina a un compagno di squadra. Rosi scambia vicino con Montigel, però erano terminati 45 secondi prima di tirare, e quindi la pallina viene assegnata come da regolamento al Breganze. Siamo ormai nella fase conclusiva del primo tempo. Guido Sgaria dietro la porta di Leonardo Barozzi, 1 minuto e 49 secondi a concludere la prima frazione di gioco. Montigel a centropista, attende Ventura, poi Liam Rosi, Gavioli, possibilità di contropiede non sfruttata bene dal centro, che però probabilmente non si voleva scoprire più di tanto. Ventura
Montigelli, c'è il portiere Sgaria che chiama i suoi. Liam Rossi recupera subito la pallina con una finta, mette fuori casa un avversario, la dà a Montigelli. Liam Rossi si sovrappone, la conclusione da lontano di Montigelli questa volta è alta. Mitjans davanti a lui, Gavioli, apertura per Samuele Muglia che è tornato in pista in questo frangente. C'è Muglia che va a terra, l'arbitro aveva fischiato la pallina che era stata toccata ma era in movimento, quindi si fa ripetere il tutto da parte dell'arbitro Enrico Uggeri di Lodi. Pallina consegnata da Montigelli a Mattia Cocco. Samuele Muglia dietro la porta di Barozzi, il tiro da fuori di Texidò non c'entra la porta. Ventura è il centro che a 30 secondi dalla conclusione del primo tempo amministra la pallina. Siamo nella possibilità sicuramente di dover tirare prima che scocchi l'ultimo dei secondi a disposizione. Ventura non trova la possibilità di girarsi e di tirare, deve provarci il centro con Montigelli. Ci stiamo avviando alla conclusione, siamo 5 secondi, c'è il tiro dalla respinta della conclusione da parte di Gavioli. Pallina agli ospiti, però finisce qua il primo tempo con il punteggio di 2-2. Geppi Selva sblocca il risultato per il centro su punizione di prima. Il rigore di Mitjans permette al Breganze di pareggiare 1-1, poi il gol di Mattia Cocco porta il Breganze sul 2-1 e poi da fuori Montigelli inganna il portiere Bruno Sgaria per il 2-2 parziale alla fine di questo primo tempo tra Centro Giovani Calciatori e Breganze. Linea alla regia, ovviamente a risentirci per il secondo tempo, grazie.
Cari amici, ben ritrovati da Roy Lepore e Vincenzo Calvanese, il collega Giulio Arnolieri della Nazione, qua dal Pala Barsacchi di Viareggio, dove le squadre stanno lentamente facendo ingresso nuovamente in pista per il secondo tempo di 100 giovani calciatori Breganze, a beneficio di coloro che si ponessero in ascolto con noi in questo istante. Il primo tempo si è concluso in parità 2-2. Ha sbloccato il risultato il 100 giovani con il GP Selva al 24-13 sul tiro di punizione, poi ha pareggiato al 19-16 il Breganze con Mitias sul tiro di rigore, poi Cocco ha portato in vantaggio i vicentini al 15-33 al 6-02 il pareggio di Nando Montigel con una conclusione da mezzo pista. Una partita delicata, come avevamo detto all'inizio della stessa, per il 100 giovani calciatori, reduce dalla sconfitta per 4-2 di Vercelli, ma anche il Breganze ha perso proprio nella fase finale con il Follonica per 7-6. Quindi sabato c'è la trasferta per il debutto in campo internazionale per il 100 giovani calciatori sulla pista del Turkel per l'andata degli ottavi di finale della Coppa CERS, mentre il Breganze riceverà il Tiene sabato 1 dicembre. Le squadre sono rientrate in pista agli ordini degli arbitri, che sono i signori Matteo Galoppi di Follonica ed Enrico Uggeri di Lodi, coadiuvati al tavolo dei cronometristi da Alessandro Capparelli del CTA di Viareggio, arbitro ausiliare, e cronometrista Rossano Rotelli, anche lui del CTA di Viareggio. Nelle file del Breganze l'ex di turno è Samuele Muglia, che troviamo in pista anche in questa fase iniziale del secondo tempo, come lo era stato all'inizio della gara. Poi si erano avvicendati diversi giocatori e lui è rientrato nel finale. In porta del Breganze Bruno Sgaria, poi troviamo il capitano Mattia Cocco, come detto, Muglia il numero 27 che è Martinez e il numero 21 che è Texidò. Per il centro giovani calciatori il portiere Barozzi intanto prende il via il secondo tempo, Montigel l'autore del 2-2 per i bianconeri, Ventura il capitano che è Palagi, e poi Gepi Selva. 5 falli di squadra per il Breganze, 3 falli di squadra, anzi ora sono 4 i falli di squadra per il centro giovani calciatori, quindi anche da questo punto di vista c'è da fare attenzione, perché possono poi creare la differenza questi tiri piazzati. Ventura insieme a GP Selva riconquistano una bella pallina nella loro area di rigore, c'è il tiro al lato di Ventura da una favorevolissima posizione, un bel contropiede orchestrato con GP Selva da parte del giocatore bianconero. Era davvero un'occasione importante per poterla sfruttare al meglio da parte di Ventura, tanto i ragazzi del gruppo autonomo che hanno incitato la squadra per tutto il primo tempo si fanno sentire anche all'inizio della ripresa. C'è un gruppuscolo di supporters arrivati da Breganze anche per incoraggiare la formazione di Garcia Mir, l'allenatore di questo Breganze sicuramente allestito per disputare un campionato da alta classifica. GP Selva con Ventura perfezionano il contropiede bianconero. Ventura per Montigel, ha avuto ragione con le sue conclusioni da lontano Nando, perché è riuscito a trovare il 2 pali. C'è una pallina che viene smanacciata da Sgaria su conclusione in diagonale di Ray Ventura. Riparte il Breganze, però non riesce Martinez
a poter tirare per la bravura dei giocatori del centro giovani calciatori che glielo hanno impedito, indietreggiando e fronteggiandolo bene. Però è ancora il Breganze che è ripartito anche in questa fase. 6 falli di squadra per gli ospiti in maglia rosso-blu, 4 per il centro. Con calma amministra la pallina Montigel, la dà al capitano Palagi. Da questa avventura intanto Francesco Dolce chiede ai suoi di velocizzare un po' la manovra per probabilmente mettere un po' in difficoltà il Breganze. Gepe Selva, bello il suggerimento da parte di Ventura con Gepe Selva e Sgaria che ci ha messo una pezza, davvero un bel fraseggio tra Ventura e Gepe Selva, con Sgaria però ha fatto da terzo incomodo. Sì, è stato molto bravo a incunearsi Selva davanti alla porta, e peccato perché è riuscito a chiudere lo specchio, ha alzato la palla, non è ricaduta in rete ma sulla parte superiore della porta. Comunque il centro è partito bene anche in questo secondo tempo, si vede la manovra della squadra bianconera con Ventura e Gepe Selva che si trovano. Parte il centro con Nando, Montigel ha provato il tiro nella respinta corta, Sgaria è stato bravo su Gepe Selva che non ha avuto quel guizzo felino che lo ha contraddistinto. Gol! Che gol Gepe Selva! Che gol! Che gol! Che gol! Ma che gol questo di Gepe Selva su assist di Ray Ventura! Che gol! Ma che Eurogol ha realizzato Gepe Selva! Davvero un gol immenso questo di Gepe Selva su assist di Ventura, davvero un gol strepitoso questo di Gepe Selva al 21:27. Giulio, un super gol. Sì, al volo, spalle alla porta, imprendibile assolutamente, prodezza veramente. Se non fosse, l'avessi fatto io sarebbe un caso, ma siccome l'ha fatto Gepe Selva non è assolutamente un caso, perché tanto grande parata di Barozzi su Texido. Si sono trovati davvero Ventura e Gepe Selva anche in altre occasioni prima di questo gol, si erano cercati, davvero un assist man quello di Ventura. Sì, grande, ma soprattutto grande l'esecuzione qui, perché era una posizione impossibile. Secondo me Sgaria tutto si aspettava fuorché gli arrivasse un tiro così. Solo un grande campione come Gepe Selva ha potuto non inventare ma lui realizzare, perché sicuramente l'istinto c'è stato di questo giocatore che ha fatto davvero un gol immenso, un gol che con le spalle alla porta ha trafitto il portiere Sgaria, richiamato Ray Ventura dall'arbitro Enrico Uggeri. Ora siamo al 20:37, bisogna chiaramente mantenere la calma. 6 falli di squadra per il Breganze e 5 per il centro giovani calciatori. Il punteggio è di 3-2 per la squadra di Francesco Dolce. Però, cari amici, il Breganze è davvero una bella squadra, quindi bisogna fare molta attenzione. Recuperata la pallina da Ventura, la voleva mettere in mezzo all'accorrente Nicola Palagi, ma hanno capito tutti i giocatori del Breganze, della fattispecie Texido, che dalla fase difensiva è venuto in avanti. Mattia Cocco con e c'è il blu a Gepe Selva, va a terra Cocco su contatto con Gepe e l'arbitro Galoppi dà il blu a Gepe Selva.
Siamo al 20:09. Blu a Geppi Selva e quindi ora c'è la punizione di prima che va a tirare Texido contro Barozzi. Il vantaggio di 3-2 per il Centro Giovani Calciatori ed ora Leonardo Barozzi deve in qualche modo cercare di respingere il tiro da parte di Texido e c'è riuscito ancora una volta, decisivo Leonardo Barozzi, e c'è la respinta di Barozzi e ora probabilmente vedi il settimo fallo per il Breganze. La fisicità dei vicentini adesso pesa perché sono al settimo fallo, ma va sottolineato il grande intervento di Leonardo Barozzi. Qualcuno l'ha criticato anche in modo ingiusto in queste ultime settimane, ma il Leonardo è sempre il nostro grande campione. Stasera ha fatto 3 o 4 parate di guantone su tiri da fuori quando era coperto veramente notevoli. Credo che non si possa discutere un giocatore, un portiere come Barozzi, sul quale peraltro anche pochissimi giorni fa Mariotti ha confermato di puntare in pieno insieme a Ignata, cioè ha detto chiaramente che ci sono tanti portieri giovani, tanto un'altra parata, ma per il momento i due portieri nazionali continuano a essere lui, cioè Barozzi e Ignata. Ma siccome Viareggio non è solo la città del carnevale, è anche la città dei curiosi, e c'è chi a Viareggio critica anche il portiere della nazionale del Centro Giovani Calciatori, Leonardo Barozzi, ma noi ci facciamo scivolare tutto addosso perché per noi, e anche come ha detto adesso Giulia Rudelli per il CT della nazionale, Leonardo Barozzi resta sempre il grande campione che è. Eccolo Ventura che cercava di mettere avanti ancora un intervento del portierone bianconero. Siamo 19 minuti e 15 secondi dalla conclusione di questa partita, che ora si è davvero elettrizzata, perché il Breganze non ci sta a soccombere, ma il Centro Giovani Calciatori deve difendere questo preziosissimo gol di vantaggio. E che gol quello realizzato da Geppi Selva con le spalle rivolte alla porta su assist di Ventura. Breganze che manovra, laterale il servizio di Martinez, ribattuto il tiro, riparte Montigel che ora va a terra, da terra cercava, e c'è rigore perché il portiere Sgaria, che c'è? Sembrava rigore e invece viene espulso, l'arbitro aveva assegnato rigore, l'arbitro Uggeri aveva assegnato rigore e invece il suo collega ha estratto il cartellino per Montigel. Non sappiamo questa decisione cosa sia successo al 18:30. Al 18:33 c'era stato l'intervento di Uggeri che aveva fischiato il rigore a nostro giudizio, e ora il centro è con uno in meno, non vediamo chi è stato espulso. C'è stato un momento di concitazione perché sembrava il centro è in pista con Barozzi, ora rientra in pista ora anche per pochissimi secondi. Il Centro Giovane ha giocato con un uomo in meno, però è ripartita la gara con Gavioli che tira, respinge Sgaria, la pallina è ancora lì. C'è stato un attimo sicuramente di confusione al 18° che non abbiamo capito al 18° cosa sia accaduto. Ci sembrava dalla nostra postazione che Uggeri avesse assegnato il rigore e invece così non è stato. Un momento
di confusione anche nell'area del Centro Giovani Calciatori in questo frangente. Siamo a 17 minuti dalla conclusione della partita, c'è un time out che serve probabilmente per poter capire un po' cosa sia successo. Io avevo interpretato, Giulio, che sembrava che Uggieri avesse assegnato il rigore su Nando Montigel per l'intervento di Sgaria, invece c'è stato Galoppi che è subito arrivato, ha estratto un cartellino e per un attimo il centro ha giocato con un'inferiorità numerica, pochi secondi, ma così è stato. Sì, ma non ho capito, probabilmente perché si sono accumulate le due espulsioni, allora uno è dovuto uscire, poi è scalata la prima, però non mi è molto chiaro questa cosa. Boh. Vabbè, l'importante è che in questi frangenti non sia successo nulla, la variante del risultato non ha avuto, diciamo, conseguenze, c'è sempre questo 3-2, però il Breganze sembra, diciamo, punto nell'orgoglio perché sta premendo davvero notevolmente, non ci sta a soccombere. Sì, ora sta parlando l'arbitro con Montigel, quindi probabilmente è stato espulso lui, però non potevano, da quest'anno non si può stare con due giocatori in meno, quindi era già stato espulso Selva e quindi finché non è rientrata la prima l'espulsione, io la interpreto così, anche se non è che mi torni molto, ma insomma. Sì, il Breganze sta forzando parecchio, il Viareggio ha anche sofferto abbastanza dopo la propria terza rete, vediamo se riuscirà a assestarsi un po' nella difesa perché negli ultimi minuti, a parte l'episodio del rigore dato e poi annullato, ha un po' ballato la difesa e c'è stato Barozzi a tenerla a galla. Comunque è rientrato Capitan Palagi in pista proprio per riportare gli equilibri difensivi del Centro Giovani Calciatori. Comunque il Breganze ora è lì che attacca, c'è ancora una volta la racchetta di Leonardo che ruba la pallina agli avversari, il tiro di Gepi. Dalla parte opposta Sgaria che ha detto di no, Mitians, poi ancora, ora c'è dentro anche Samuele Muglia nel Breganze proprio in questa fase in cui la formazione vicentina è sotto di un gol qui a Viareggio, il tiro rasoterra neutralizzato ancora una volta dal portiere viareggino che dice no, ora tentava quasi di allontanare il pericolo, si era alzata la pallina da parte di Ventura e quindi in qualche modo il centro la rimette subito a terra. Gavioli, testimonial dell'Admo per la Toscana, quindi una lode a questo giovanissimo giocatore del Centro Giovani Calciatori anche per l'associazione donatori di organi. Gepi Selva, Gavioli, Nicola Palagi, in profondità va Ray Ventura nell'angolino, riceve dai compagni di squadra, va a terra, l'arbitro però fa proseguire, attenzione perché c'è Cocco, è immenso, Barozzi che parata, però c'era fallo, a nostro avviso l'arbitro ha fatto proseguire con Cocco a tu per tu del portiere Leonardo Barozzi che ancora una volta si è superato. Gepi Selva per Nicola Palagi, 15 minuti e 23 secondi alla conclusione della partita, il tiro di Ray Ventura viene ribattuto, viene allargato un po' troppo per Samuele Muglia, c'è poi il recupero da parte di Gavioli e il blu probabilmente per Muglia, blu per Muglia per fallo su Gavioli. C'è il blu di Muglia per fallo su Gavioli. Ora sul punteggio di 3-2 il Centro Giovani va con Gepi Selva al tiro. Siamo al 15-11 e questa è una conclusione importante. 3-2 il punteggio per il Centro Giovani Calciatori. Gepi Selva contro Sgaria, lo ha battuto dopo 1 minuto e 13 secondi dall'inizio della partita.
proprio su punizione, e lo ribatte ora, e lo ribatte ora, e lo ribatte ora, e lo ribatte ora per il 4-2 per il Centro Giovani Calciatori, per il 4-2 per il Centro Giovani Calciatori. Gepi Selva immenso, Gepi Selva immenso, lo aveva battuto dopo 1 minuto e 13 dall'inizio della partita su punizione di prima, lo ha ribattuto adesso Gepi, il portiere Sgaria. Insomma, l'importanza di avere giocatori di questo calibro si vede proprio in questi momenti, e non era un momento assolutamente facile per il Viareggio, ma può darsi che sia il gol della svolta questo, perché un doppio vantaggio, ora il Viareggio deve cercare di amministrarlo, anche se il Breganze sicuramente presserà parecchio. Settimo fallo di squadra comunque per il Breganze. Intanto stava andando via Gepi Selva, fermato ancora una volta, dice di no il portiere Leonardo Barozzi, anche questa volta con il piede. Leonardo, che intervento, stasera stiamo rivedendo il vero Barozzi. Ma sì, anche se avrebbe bisogno in certi momenti di un po' più di collaborazione con la difesa, che li lascia un po' troppo liberi i giocatori ospiti in certi casi. 14 minuti e 13 secondi alla conclusione della partita. Il Centro Giovani Calciatori è in vantaggio qua alla Pala Barzacchi sul Breganze 4-2, con questi 2 gol di Gepi Selva che stanno facendo la differenza in questo secondo tempo. Insieme ovviamente alle parate, come abbiamo detto prima, di Barozzi, fischia Uggelli mentre Gavioli stava andando in avanti. Un altro cambio da parte dell'allenatore Mir, rientra in pista Guido Sgaria, manovra il giocatore del Breganze, tirano da lontano i giocatori vicentini con la pallina che va a balaustra. Gavioli la fa sua in fase difensiva, la porta avanti, però non viene sopportato dai compagni, ha dato in orizzontale ma hanno intercettato tutto i giocatori del Breganze, con Gepi Selva in fase difensiva davvero superlativo. Il giocatore bianconero Nicola Palagi gli lascia la pallina, è come metterla in cassaforte perché lui è davvero immenso. Gepi Selva, Montigel, Gepi, eccolo, Gavioli, grande lavoro anche il suo in fase difensiva di sacrificio. Gepi Selva va al tiro, si avventa Gavioli sulla pallina respinta lì da parte di Sgaria, che ora è sottoposto agli straordinari, come in parte lo è stato anche Leonardo Barozzi. 2 bei portieri sicuramente, Bruno Sgaria da una parte, estremo difensore del Breganze, e Leonardo Barozzi, estremo difensore del CGC. Tutte e 2 indossano la maglia con il numero 10. Gavioli, servito da Capitan Palagi, adesso il centro ruota nella pallina, la fa girare molto, ancora Gavioli per Montigel. Siamo a 24 secondi prima di poter concludere, nei 45 a disposizione. La pallina di Gavioli, il tiro in qualche modo viene respinto dal portiere Sgaria. 8° fallo di squadra per il Centro Giovani, 7 per il Breganze, quindi come diceva prima il collega Giulio Arnolieri, anche una squadra davvero
imprendibile Geppi Selva, migliore in pista, sta facendo la differenza stasera qua al Palabarzacchi. Dal Santo per Guido Sgaria, indipendentemente dalla doppietta, Geppi Selva migliore in pista, sta facendo la differenza. Eh sì, indubbiamente stasera sta prendendo, come si suol dire, per mano la squadra, perché è da tutte le parti, è il giocatore che del resto ricordavamo. Intanto una bellissima azione di Gavioli, peccato per il tiro non concluso, bravo Sgaria nell'uscita, dicevo, ci ha ricordato un po' il Selva della prima stagione che vedemmo qui a Viareggio, dove era una squadra diversa, meno esperta, e lui insomma era spesso e volentieri, intanto esce cambio con Ventura, l'uomo determinante. Mi sento comunque di dire che il Centro sta meritando questo vantaggio, perché adesso ha recuperato da quel breve sbandamento nel primo tempo, ora sta facendo sua questa partita. Sì, anche perché poi il Breganze ora sta pressando parecchio, quindi non è certamente un momento facile, però mi sembra che stia ragionando. Intanto una conclusione di Palagi, e se stiamo guardando il Breganze pressa, ma al tiro ci va più il Viareggio. Come dicevi te, il Centro Giovani Calciatori ora ha superato il Breganze nei falli di squadra, quindi la tua esperienza anche da cronista ti ha dato ragione. E vabbè, ma i falli di squadra sono abbastanza particolari, diciamo così. 8-7, 8 per il Centro, 7 per il Breganze sono i falli di squadra fino a questo momento, quando siamo a 9 minuti e 40 secondi dalla conclusione della partita. La deviazione al volo di Gavioli è andata al lato, però l'importante è esserci nelle situazioni, e quindi lui anche in questo caso non si è fatto trovare impreparato, come vedete nell'angolino, andando a recuperare una pallina che sembrava destinata al Breganze. Ora si porta in avanti, viene a ricevere un fallo, probabilmente va anche il Breganze all'8º, sono 8 falli di squadra ciascuna, le due formazioni respirano ancora una volta, entrambe per il time out comandate dalla panchina, e quindi ormai, se il Centro riuscirà ad amministrare questo doppio vantaggio di 4-2 sul Breganze, potrebbe essere una partita decisamente importante da portare fino in fondo con questi 3 punti. Però rimaniamo sempre con i piedi ben saldi a terra, perché l'hockey su pista ci ha insegnato in tantissime circostanze che le sorprese sono sempre lì dietro l'angolo. Intanto giustamente il gruppo autonomo del Centro Giovani Calciatori sta trascinando la tribuna centrale, che finalmente incomincia ad applaudire, proprio perché a scandire il ritmo per portare il sostegno e l'incoraggiamento alla formazione di Francesco Dolce, che stasera sta davvero dimostrando di meritare questo vantaggio sul Breganze, con una prova maiuscola fatta di grande pathos, di grande impegno, di grande temperamento, di grande generosità. Con il cuore questo Centro Giovani Calciatori ha messo in pista e sta scacciando tutti quei gufi, tutte quelle persone che in questo periodo hanno sicuramente sparato addosso ad una squadra che, sì, è vero, non ha ottenuto quello che tutti si aspettavano, ma è una squadra che va sostenuta per poter sicuramente sperare che possa risalire la classifica e trovare quelle posizioni consone del blasone che è sempre stato il Centro Giovani Calciatori. Ed eccolo ancora lì, Leonardo Barozzi, puntuale nei suoi interventi, come grande la prova difensiva di Davide Gavioli. Mi permetto di sottolineare, Giulio, anche questa prova maiuscola di Davide Gavioli in chiave difensiva. Sì, sì, senz'altro, ma è chiaro che è un momento in cui tutta la squadra si deve sacrificare, perché 2 gol di vantaggio vanno gestiti al meglio, no? E il Breganze sta spingendo al massimo ora. Se il Viareggio riuscisse a crearsi qualche cosa in contropiede, potrebbe anche chiuderla questa partita. Intanto intercettata molto bene una pallina da parte di Ventura, portata in avanti da Nando Montigel. Ancora Ventura che la fa sua,
la recupera il Centro Giovani Calciatori, che mantiene il possesso della sfera sempre con Ventura, la dà a Montigel, proprio il centro viene avanti, Montigel, il tiro e c'è l'esterno della rete, illusione ottica, sulle tribune sembrava che fosse gol, ma il gol non è, ha scosso la rete ma dall'esterna, però Nando Montigel anche lui sicuramente una prestazione maiuscola, come maiuscola è stata tutta la prova del Centro Giovani Calciatori fino ad ora. Non è riuscito il CGC a tirare al termine dei 45 minuti che devono concludere le azioni, siamo a 7 minuti e 32 secondi dalla conclusione della partita. Muglia in lotta con Liam Rosi e c'è Liam Rosi che viene a contatto con Muglia che recupera la pallina e tenta un gol alla sua maniera, davvero una volée di Samuele Muglia, ma Barozzi ha intercettato, forzano i tempi chiaramente i giocatori del Breganze con Texidoma. Liam Rosi, rimesso in pista da Francesco Dolce, con la calma riesce a portare via la pallina con Montigel, c'è poi il passaggio di Ventura mentre c'era il cambio da parte di Liam Rosi con Gepi Selva che lotta davvero come un leone. 8 falli di squadra per il centro, 8 falli di squadra per il Breganze, grande risposta ancora del portiere Leonardo Barozzi che dice di no a una conclusione da lontano da parte di Dal Santo che va in pressing su Liam Rosi che viene messa a terra, l'arbitro Uggeri dice di alzarsi, ma anche in questo caso ci sembrava sicuramente che il giovanissimo giocatore del Centro Giovani Calciatori fosse stato spinto dal dietro da parte dell'avversario. Siamo a 6 minuti dalla conclusione della partita, il centro recupera ancora la sfera con Gepi Selva, con Ventura che l'arpiona, se la porta avanti, va nell'angolina a respirare, 2 giocatori avversari sono su di lui, va a terra e ora c'è l'intervento dell'arbitro per il blu al portiere Dal Santo che ha messo a terra Ray Ventura, c'è il blu al portiere Dal Santo al 5:49, Dal Santo blu per fallo su Ventura e quindi ora c'è la punizione che il Centro Giovani Calciatori si appresta a battere, quindi ora entrerà in pista Mabilia, entra il numero 23 Mabilia, il portiere di riserva del Breganze e quindi c'è questa conclusione. Ora vediamo da parte di chi. Ora c'è Nando Montigel che va da Gepi Selva, però probabilmente va Ventura al tiro. Ventura al tiro, siamo al 5:49 ed ora è chiaro che se Ray Ventura riuscirà a realizzare questa punizione potrebbe sicuramente portare il risultato a favore del Centro Giovani sul 5-2, quindi chiaramente quando mancano 5 minuti e 49 secondi alla conclusione le cose potrebbero migliorare. Ventura contro Mabilia e c'è il gol di Ventura e c'è il gol di Ventura, c'è il gol di Ventura per il 5-2. Stasera davvero tutto bene, è un vantaggio meritato da parte del Centro Giovani. Ma sì, è una squadra che non ha risolto i problemi, che però ha messo una grande grinta, una grande determinazione, ha sfruttato al meglio i propri fuoriclasse e
per fuoriclasse, senza voler nulla togliere agli altri, intendo un Barozzi micidiale che nel secondo tempo non ha concesso nulla, e poi le invenzioni di Selva e questo pesantissimo rigore di Ventura. Quindi per il momento mi pare che il risultato ci stia tutto. Benissimo, quindi c'è questo rigore trasformato da parte del giocatore del CGC per il 5-2, quando siamo a 5 minuti e 20 secondi dalla conclusione della partita. Davvero un risultato importante quello del Centro Giovani Calciatori, con Geppi Selva dal dietro attaccato da Martinez, fa arrivare la pallina a Nando Montigelli che se l'era alzata tentando di scavalcare l'avversario, ma poi c'è stato un ritorno, c'è il tiro al volo di Mattia Cocco, ma lì c'è lui, Leonardo Barozzi, che ha buttato giù la saracinesca nella sua porta. Liam Rosi, una prestazione anche di questo giovanissimo che ha bisogno di minutaggio ed è giusto che giochi. Ma insomma si sta comportando molto bene nel momento più difficile della partita. Fra l'altro, poveraccio, prima 2 falli l'ha subiti e non gliel'hanno fischiati a favore. Si sta veramente comportando bene Rosi, ripeto, in un momento molto molto difficile. Qui non si tratta di giocare con risultato acquisito, perché sì, 3 gol di vantaggio ci sono, ma la partita, come si vede bene, è ancora tutta da giocare, nel senso che Breganze può riaprirla comunque. Ricordiamo che Liam Rosi è una nazionale under 20. Ventura che recupera la pallina, ha atteso che arrivasse qualche compagno. Nando Montigelli, fuori di poco questa sua conclusione. In porta, ricordiamo, c'è Mabilia in questo istante, perché Sgaria è stato espulso dall'arbitro per il fallo proprio su Ventura. 3 minuti e 36 secondi, 5-2 il punteggio a favore del Centro Giovani Calciatori, che lo sta legittimando proprio per quello che ha fatto vedere in pista fino a questo momento. 8 falli di squadra per il Centro, 8 falli di squadra per il Breganze. Siamo a 3 minuti e 25 secondi dalla conclusione della partita. Rientra Sgaria fra i pali per il Breganze. È stato consentito questo cambio da parte della coppia arbitrale Matteo Galoppi ed Enrico Uggeri. Martinez, il tiro da lontano da parte di Micians non trova la conclusione nello specchio della porta. Rosi va a difendere una pallina con grande personalità e c'è ora Montigelli che insieme con Geppi Selva si erano portati in attacco per poter in qualche modo creare un ulteriore nuovo pericolo verso la porta vicentina. Barozzi immenso stasera, Leonardo, va a terra Montigelli, poi su di lui tentava di scavalcarlo Martinez, ma Nando è davvero una roccia e lì non sente nulla. La prestazione del Centro Giovani Calciatori è stata superlativa, maiuscola stasera. Una grande prova di carattere contro, ribadisco ancora una volta, una squadra forte come il Breganze, attrezzata come del resto del Centro per i quartieri alti della classifica. Si è rivisto finalmente un buon Centro stasera qui al Pala Barzacchi. Ci ha messo l'orgoglio, ci ha messo il cuore, ci ha messo la classe dei suoi campioni, ma anche dei suoi giovani, di tutto il gruppo che ha fatto quadrato all'interno di questo spogliatoio. E ora il risultato se lo stanno godendo i tifosi, quelli veri, quelli che hanno creduto ancora in questa squadra nonostante tutto, nonostante il momento no che ci può stare nell'arco di una stagione, ma che
sicuramente stasera potrebbe essere la serata della svolta, quella che si lascia dietro il passato, quello che si lascia dietro le delusioni, le amarezze, perché questa è una vittoria voluta, cercata immensamente da parte di questa squadra che ora realizza ancora con Ray Ventura, ma che gol ancora Ray Ventura, un assist di JP Silva e qui è il sesto gol, è il sesto gol da posizione impossibile anche questa. Ventura per il 6-2 per l'assist di JP Silva che gli ha restituito il favore che Ray gli aveva confezionato al bacio in precedenza nell'occasione del gol davvero impossibile che ha realizzato. Stasera grandi gol, stasera davvero una grande serata con Vincenzo Calvanese, l'operatore, che sta immortalando queste immagini di questa serata che sicuramente rimarrà impressa, perché è stato davvero un grande centro, un grande hockey stasera, con la regia coordinata dei due Mattei, uno Bedini, l'altro Bertuccelli, chiaramente con Daniele Maffei giù al tavolo del speaker qui all'interno del Pala Barzanchi con le premiazioni, e sentite questa apoteosi del pubblico viareggino che sta accompagnando la squadra fino in fondo alla conclusione di questa partita vinta per 6-2. Siamo a 42 secondi con il centro che la conclude in attacco, la conclude con JP Silva ancora al tiro, con il cronometro scorre veloce qua sul tabellone del Pala Barzanchi che porta indietro i secondi di questa partita davvero bella, davvero vissuta con grande pathos, con grandi emozioni qua al Pala Barzanchi. Va a terra JP Silva, l'uomo in più stasera. Siamo al 10° fallo ora per la squadra del Breganze. E ora c'è il 10° fallo conquistato dal centro e JP Silva va ancora una volta lui, tenta di scavalcare Sgaria e lo batte. 7-2 ancora JP Silva per il 10° fallo a 12 secondi dalla conclusione per il 7-2 della formazione del Centro Giovani Calciatori. Una vittoria davvero che non fa una grinza, una vittoria meritata da parte del Centro Giovani Calciatori, che è stato sì in un momento della gara in difficoltà ma ha saputo reagire. E sentite qua questo, e sentite qua come viene scaldato l'interno del Pala Barzanchi. Ricapitoliamo il risultato finale: Centro Giovani Calciatori batte Breganze 7-2 con i gol. Sblocca JP Silva nel primo tempo al 24-13, pareggia Mitchens per la formazione vicentina su rigore, poi Cocco porta in vantaggio per il 2-1, pareggia Montigel per il 2-2, nel secondo tempo il 3-2 di JP Silva, il 4-2 ancora di JP, il 5-2 di Ventura che realizza anche il 6-2 e il 7-2 finale da parte di JP Silva, per una partita sicuramente voluta a tutti i costi, vincere dal Centro Giovani Calciatori con una grande prova di carattere ma anche con la classe dei propri campioni, di tutto un gruppo che, come detto, ha fatto quadrato e ha meritato questi 3 punti. Ed ora sabato viaggio in campo internazionale contro il Turkel, mentre il Breganze ha subito la possibilità del riscatto con il Tiene in un derby veneto. Qua dal Pala Barzanchi con queste immagini di festa
da parte dei giocatori del centro giovani calciatori. Ci salutiamo con l'operatore Vincenzo Calvanese, la regia centrale di Noi TV di Matteo Bedini e Matteo Bertuccelli, con Roy Lepore che vi ha accompagnato in questa davvero serata di festa, di grande hockey qua al Pala Barzanchi, con la collaborazione del collega Giulio Arnolieri. Ci congediamo con queste immagini, con i tifosi del Breganze che salutano la loro squadra, ma anche ovviamente il centro giovani calciatori che è ancora lì al centro della pista. Si abbracciano tutti i giocatori perché chiaramente meritano questo successo e condividono tutti insieme questa vittoria voluta con grande determinazione. L'allenatore Francesco Dolce è con loro. Intanto Samuele Muglia saluta i suoi ex tifosi, lui ricordiamo che è là in prestito a Breganze da parte del centro giovani calciatori. Tutto il Pala Barzanchi saluta, applaude il centro giovani calciatori che davvero ha disputato una partita immensa, meritando questa vittoria, ribadiamo ancora una volta, per 7-2 sulle Breganze. Grazie per la cortese attenzione, linea alla regia.